Si è aperta oggi la 17ª edizione della manifestazione florovivaistica Este in Fiore, che porterà in questo fine settimana migliaia di appassionati da tutto il Veneto nella Bassa. Il tema dominante in queste 3 giornate sarà l'ecosistema e la natura in equilibrio. Da qui l'installazione in Piazza Maggiore, dove 4 esempi di ambienti convivono insieme e si intrecciano al centro tra gli zampilli di una fontana, all'ombra del municipio, anch'esso decorato con i colori della bandiera estense. Molte le autorità presenti all'inaugurazione, dal sindaco Gallana al prefetto Franceschelli, dall'assessore regionale Pan al senatore De Poli e poi alcuni dei sindaci del territorio e i vertici cittadini e provinciali di Arma e Finanza. Oggi è appunto un inizio, sapete benissimo chi vive ogni anno Este in Fiore che il sabato è il giorno molto bello dove veniamo a conoscere già le piante più belle, le situazioni e gli eventi più interessanti che quest'anno faremo nella sala della pescheria. Gusteremo naturalmente i prodotti del nostro territorio qui al Foro Boario, ma anche invaderemo pacificamente e sotto il sole bellissimo che ci sarà, ma anche in mezzo ai colori dei nostri fiori invaderemo la città. E domenica sarà un tripudio perché tutte le strade del centro storico saranno naturalmente coperte da tutti gli ambulanti dei fiori e quindi ci aspettiamo, come l'anno scorso, in questi 3 giorni sicuramente di superare i 70.000 presenze che abbiamo avuto l'anno scorso. E poi Svish Channel News, Este.